È stata inaugurata in questi giorni Tabula Rasa, mostra di artisti del Novecento, ma la particolarità sta nel fatto che è suddivisa in due sedi, tra San Donà di Piave e Torre di Mostro, riuscita appunto grazie alla collaborazione tra le due amministrazioni. Vediamo il servizio. A San Donà di Piave, presso la Galleria Civica d'Arte Contemporanea, si apre la stagione espositiva 2013-2014 con la mostra Tabula Rasa, Metamorfosi per una rinascita. Si rende testimonianza di quel fervore culturale che dal dopoguerra ha tessuto nuovi modi di intendere l'arte. Venezia nel 1946 diventa una fucina di sinergie. Sulla scia del manifesto Blanco di Fontana sullo spazialismo nasce un movimento veneziano che proprio indaga i temi dello spazialismo e li esplora però in maniera personale. Infatti lo spazialismo veneziano è distante e parallelo ai temi dello spazialismo nazionale, però in qualche modo crea un tessuto di sinergie artistiche che lancia Venezia nel panorama internazionale dell'arte. Un'unione complessiva di 16 artisti moderni e contemporanei, partendo da Lucio Fontana, Virgilio Guidi, Mario De Luigi, Tancredi Parmeggiani, Edmondo Bacci e Gino Morandis, arrivando ai viventi Giancarlo Franco Tramontin, Giovanni Cesca, Luciana Cicogna, Francesco Candeloro, Guido Strazza, Francesco Serafini e Saverio Rampin. Fondamentale è l'apporto della Fondazione Terra d'Acqua. Noi abbiamo seguito il Museo del Paesaggio fin dalla sua nascita. Abbiamo creduto nel messaggio che lanciava alla città e abbiamo ritenuto che dal punto di vista culturale fosse un progetto e un'iniziativa innovative. Ma non ci siamo mossi solo all'interno del mondo artistico, che inevitabilmente è un mondo di nicchia, specie se si parla di arte moderna e contemporanea. Ci siamo avvicinati anche alle scuole e con le scuole abbiamo ormai da 4 anni in atto il progetto Teatrando Poetando, che raccoglie e mette insieme le performance degli allievi sia della scuola materna che della scuola elementare. Abbiamo voluto portarle fuori e abbiamo costruito su questa esperienza un portale che si chiama appunto www.teatrandopoetando.it, dentro il quale si trovano tutte queste esperienze, ovviamente relegate sotto titoli diversi e che trattano appunto sia del teatro o delle forme comunque riconducibili ad attività teatrali, sia per quanto riguarda la parte letteraria. Un evento culturale importante per la città di San Donà di Piave. È stato un percorso, poi noi stiamo facendo la nostra parte di questo percorso e abbiamo voluto esordire con un evento importante che proprio cerca di riprodurre quella che è stata l'esperienza del dopoguerra vissuto tra l'altro nel nostro territorio, quindi nel veneziano, grazie alla presenza di persone piene di stimoli che sono riusciti a trovare il contesto per esprimerli e hanno dato vita a queste forme. Credo che l'amministrazione debba avere questo ruolo, cioè di creare un contesto in cui i talenti, le persone, le potenzialità possano trovare espressione. Che si tratti di arti figurative come in questo caso, che si tratti di scienza, che si tratti di filosofia. Ecco, da questo mix credo che riusciremo a trovare le idee nuove per andare avanti. Un percorso espositivo godibile che continua fino al 30 novembre anche presso il Museo del Paesaggio di Torre di Mostro, località Boccafossa.